Rieccoci insieme cari telespettatori e come ogni venerdì siamo supportati dallo SPCGL ma anche da altri esperti del sindacato connessi con lo SPCGL, in questo caso abbiamo Sunia e parliamo quindi delle affitti, delle locazioni, delle famiglie in difficoltà. Con Rosanna Bettella, ben ritornata, che era un po' che non ci vedevamo, non vis-à-vis di persona ma almeno da remoto, perché Rosanna Bettella, eccola qui, è a casa, tranquilla a casa, che opera, che lavora da remoto, segretaria SPCGL del Veneto, grazie, ben ritornata. Salve a tutti. E ben arrivato, ben ritornato anche Michele Brombin, responsabile Sunia Veneto, ovvero sindacato degli inquilini per semplicizzare, no? Del Veneto. Sì, ben arrivato anche a lei, segretario. Buongiorno. Allora, il tema quindi come vedete ben articolato, ci sono diverse questioni da affrontare. Incominciamo con SPCGL, quindi con Rosanna, facciamo un po' il punto della situazione in questa seconda fase. C'è un po' di irrequietezza da parte di molti anziani, abbiamo avuto tante mail che ci hanno scritto, a dire il vero, dicendo ma questo si può fare, questo non si può fare, possiamo uscire, non possiamo uscire, ma perché mascherine qua, là siamo tutti sani, insomma vabbè, ci sono un po' irrequieti, diciamo, gli anziani attivi sono un po' irrequieti. Che cosa vi risulta? Beh, è così, nel senso che fino a, diciamo, a febbraio, no? Fino a quando appunto non abbiamo avuto proprio la consapevolezza di cosa ci stava capitando, parlavamo in continuazione anche qua, nelle vostre trasmissioni, di invecchiamento attivo, no? Di tutte le cose che gli anziani potevano fare, del loro impegno nel volontariato, del loro impegno così nella vita di tutti i giorni, avere veramente cura di sé, no? E poi improvvisamente si è chiuso tutto e abbiamo dovuto stare a casa. E naturalmente questa è una condizione che magari ha tante sfaccettature, diciamo. C'è chi l'ha messa a frutto, no? Questa convivenza forzata, questo stare a casa forzato, altri che la vivono e l'hanno vissuta, la stanno vivendo con difficoltà, soprattutto laddove magari c'erano già tensioni in famiglia o quant'altro. E comunque l'isolamento è un cambiamento forte, siamo persone abituate a essere in relazione con gli altri e quindi doverlo fare solo per telefono, no? E poi chi è più tecnologico magari con Skype, no? Con le chat del telefonino, è molto complicato e quindi c'è irrequietezza senz'altro, c'è voglia, però siamo ambivalenti, tutti siamo ambivalenti in questo momento. C'è una voglia incredibile di ritornare a quello che eravamo, no? Alle nostre abitudini, agli incontri con gli amici, alle cene, ai viaggi, perché gli anziani poi avevano le gite, no? Andare in giro, però c'è anche tanta paura, c'è anche tanta così... stiamo attenti cosa ci può succedere, no? Perché comunque, e dobbiamo esserne tutti consapevoli, il virus non è sparito. Il virus c'è, il coronavirus è fra di noi e quindi adesso che poi in previsione da lunedì prossimo si apre tutto, diciamo così, io credo che dovremo stare ancora più attenti e ecco, quindi sì. mettere in atto tutte quelle precauzioni, no? E i dispositivi di sicurezza ci permettano di riprendere pian piano una pseudo vita normale, ma che per molti mesi ancora non avremo, non ci sarà. E quindi raccomandiamo davvero ai nostri anziani, ci raccomandiamo di usare le mascherine se escono, no? Bravissima, infatti voglio interrompere un attimo per sottolineare questa cosa qui, sì. Perché ho parlato così con alcune persone anziane proprio per fare una specie di interviste informali eccetera. Molti hanno detto ma perché non riesco a respirare, ma tanto io sono sano perché sono stato a casa fino a ieri, ma non serve a niente, cioè, e quindi la prendono un po' sotto gamba e una marea, anche tantissimi anziani, o non se la mettono, se la tengono appoggiata qui, oppure addirittura in fronte o col naso fuori. Che non serve a niente a quel punto, è come non averla, ma al di là di tutto, se anche loro sono sani come pesci e quindi non contaminano, mettiamola anche così,
mettiamola, perché poi non abbiamo questa certezza, potrebbero anche essere loro inconsapevoli, portatori sani, ma mettiamo che siano sani, se la possono prendere, perché tutto questo ambaradan è nato per tutelare la fascia dei più a rischio, perché sono morti gli anziani, non tanto i più giovani o i ragazzini, ma soprattutto persone anziane, e quindi sono quelli che la sottovalutano e rischiano di prendersela, e poi succede il disastro, perché poi è stata una strage di persone di una certa età, e sono quelli che hanno avuto poi le conseguenze peggiori. Forse se lo ribadite anche voi in modo chiaro, in modo che alla fine diventi un fattore che si autotutelano, devono essere convinti, se no basta, non si finisce più. Allora, diciamo che assolutamente sono 3 le cose fondamentali di cui tutti quanti dovremmo fare uso, chissà per quanto tempo ancora, ed è il distanziamento sociale, quindi stare a distanza di 1,5 metri, 2 metri dalle altre persone, perché chi incrociamo, chi incontriamo, non sappiamo se sono ammalati, se sono sintomatici e non ammalati, e quindi dobbiamo assolutamente tutelarci. Dobbiamo mettere la mascherina, perché in questo modo proteggiamo gli altri, e pretendere che gli altri l'abbiano perché proteggono noi. Come dire, è una protezione vicendevole, l'uso della mascherina è fondamentale. E dopo c'è quello del lavaggio delle mani o l'uso dei guanti. Diciamo che il lavaggio delle mani è quello più sicuro in assoluto, lavarle frequentemente, dove è possibile con acqua e sapone, e dove non è possibile con i vari gel che ci sono in commercio, e a volte sono anche introvabili, diciamo così. Se rispettassimo tutti queste 3 prerogative, potremmo essere abbastanza sicuri. Allora, anche i nostri anziani che appunto sono insofferenti, si sentono mancare, allora non è che serva una mascherina, quelle con il filtro, una semplice mascherina chirurgica, no? Quella che adesso si può comprare in farmacia a 0,50 euro, che viene cambiata spesso, perché non è che ha un uso continuo. Bisogna assolutamente... Eccola qui, questa qua praticamente, questa semplice mascherina che si trova anche nei supermercati. Certamente. Attualmente era 60 e rotti centesimi più o meno. Certo, l'uso della mascherina è appunto non col filtro, perché quelli col filtro sono un po' controverse e pericolose. Ma l'uso della mascherina, appunto quella è leggera, non dà fastidio. E messa correttamente, cioè così. Messa correttamente, stringendo bene non così, e neanche in testa. E non ci siano e neanche così. Eccetera, passate ben dietro le orecchie gli elastici, no? E questa insomma è già una protezione buona. Possiamo anche usare mascherine di cotone con doppio o triplo strato, meglio se hanno anche dentro un filtro, un tessuto, sì. un filtro insomma di tessuto particolare, ma addirittura, e lo dicono anche i documenti, una bella sciarpa, no? L'importante è che comunque naso e bocca siano coperti. Esatto, ma se uno non vuole farlo perché... Ci dobbiamo toccare con le mani, occhi, naso e bocca. Esatto, bravissima. Questo è importante che voi lo ribadiate. Sì, è importante, perché così veramente, se rispettassimo questi 3 parametri, potremo uscire, potremo anche incontrare, adesso sembra da lunedì, anche gli amici, no? Altre persone, parlare con il vicino di casa, ma mantenendo sempre e mettendo in atto queste 3 protezioni. Assolutamente. Ecco, e quindi ci sentiremo un po' più soli, un po' meno soli. Esatto, un po' appunto mi diceva, c'era una signora che ha scritto, che ha detto faccia dire ai signori dello SPI che anche se parli attraverso il cancello di casa ma appiccicato al viso del vicino, della vicina o del passante che si trovi che è tuo amico, non te la puoi prendere, perché ha la madre che è molto comunicativa, sorda,
e che si avvicina a tutti quanti da dentro casa, ma e che quindi non serve a niente. Diciamo che io mi sto accorgendo nelle mie passeggiate che faccio qua nel quartiere, no, e quant'altro, che comunque le persone mettono in atto il distanziamento. Io cammino sul marciapiede e magari chi mi viene incontro scende dal marciapiede o scendo anch'io, perché tutti e due no, vogliamo come dire, mettere in atto questa distanza che serve. Bisogna metterselo in testa e dopo diventa un'abitudine. Certo, come quella di lavarsi le mani, assolutamente sì. No? Quella di lavarsi le mani, che poi dovremmo lavarcele sempre, no? Anche in altre condizioni, però è fondamentale. Assolutamente. In questa seconda fase... Io consiglio agli anziani, perché anche qua abbiamo anche avuto segnalazioni, ho sentito che proprio perché non ce la fanno alcuni a stare a casa, no? Vanno tutti i giorni a fare la spesa. Sì, infatti. Ci sono le file fuori dai supermercati, proprio perché c'è anche chi va tutti i giorni. Facciamolo una volta al mese, no? E una volta, dico no al mese, una volta alla settimana. E quindi è più che sufficiente. È che è la motivazione per poter andare fuori. Insomma, tutta una serie di strategie che ci preservano dall'essere contaminati da questo maledetto virus. Infatti, se non altro allora fa bene stare all'aria aperta, prendere un po' di luce, di sole e camminare, assolutamente sì, perché purtroppo molti anziani sono peggiorati tantissimo dal far stare in casa, non potersi muovere e quindi è indubbio che fa bene camminare, però non andare in luoghi affollati, perché allora il calcolo delle probabilità aumenta, per quanto uno possa fare il rischio esiste. E quando fanno la spesa, anche gli anziani soprattutto che magari hanno certe abitudini, se portano a casa la bottiglia di latte se la devono disinfettare, anziché il sacchetto di plastica o il prodotto confezionato deve essere disinfettato. Questo è un altro passaggio che purtroppo però mi è stato segnalato, pochi ancora attuano, e allora te lo porti a casa il virus, c'è poco da fare. Allora, ma anche qua diciamo che non è che devo disinfettare tutto quello che compro, no? Perché diventerebbe veramente una... No, Rosanna, medici proprio, bisogna disinfettare tutte le cose che si comprano, perché purtroppo per il contatto fisico, per il droplet sulla superficie della plastica, la maggior parte delle cose sono in plastica o in vetro, resta, per cui bisogna disinfettarlo, cioè bisogna farsene una ragione, perché altrimenti è rischioso, Devi lasciarlo fuori in terrazza oppure in garage per un po' di tempo. All'aria, nel senso che non... è importante, come anche le mascherine, una volta usate, no, si devono ripiegare in un certo modo, oppure mettere all'aria, al sole. Soprattutto siamo così fortunati che abbiamo avuto una stagione, no, di bel tempo che non avevamo avuto da non so quanti anni, e quindi ecco, possiamo usare anche questo. No, i parchi che sono stati aperti la settimana scorsa possono essere un'occasione, a meno che non ci siano assembramenti, ma qua ci sono anche chi sorveglia i parchi, insomma, che stanno molto attenti a questo, e quindi camminare, fare le proprie passeggiate. È stato anche positivo l'aver consentito, perché sono soprattutto gli anziani, ritornare negli orti sociali. Questa è un'attività all'aria aperta che fa molto bene, insomma, ai nostri anziani, e questo... So che alcuni sono ritornati molto contenti e in fretta e furia hanno dovuto piantare, no, i sementi, le piantine e quant'altro, perché eravamo già un po' avanti con la stagione e quindi si rischiava di non fare il raccolto per l'estate. Certo, e quindi questa è un'attività che fa benissimo. Allora, per il momento le socializzazioni di altro genere sono sospese, i centri estivi per anziani, vedremo che cosa ci dice Rosanna, com'è la situazione, ma mi sembra che per il momento nulla ci sia di nuovo. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme, però ci colleghiamo questa volta con Michele Brombin del Sunia, parleremo anche di locazioni di famiglie.